Allora, siamo in Friuli, un gran bel evento sulla prevendemmiale. Matteo, allora come prevedi questa vendemmia nella tua regione? Ma la vendemmia è, come già è stato detto e più volte ribadito, sicuramente non una delle più facili, è un'eccezione negli ultimi 50 anni sicuramente, è una vendemmia a cui ci siamo preparati anche con questa prevendemmiale, un momento tecnico, un momento di grande confronto tra chi fa parte del mondo della scienza, l'università, tra chi fa parte appunto di coloro che rilevano dati di cui ogni tecnico poi ha bisogno e che grazie appunto alla conoscenza poi riesce ad interpretare e dare il meglio anche in un'annata difficile come questa nella sua cantina. Sai che quest'anno dovremo mettere tutta la nostra passione per superare questo impasse dell'andamento climatico così avverso, così strano, ma per voi giovani sarà un'esperienza che vi porterà utile tutta la vita professionale, perché sono in questi momenti di acqua agitate che si impara a nuotare bene, quindi l'augurio che faccio a te, al tuo comitato, al nostro comitato del Friuli, e che sappiate portare il vostro contributo, lo porterete sicuramente in questa regione e che vi siate esperienza per gli anni futuri. Il mio grazie personale a Riccardo Cottarella, presidente nazionale, che con orgoglio abbiamo portato qua in Friuli e che speriamo avere presto insieme a noi di nuovo. È un piacere per me. Grazie. C'è lui, c'è della materia prima, quindi cari studenti, siamo arrivati a una vendemmia veramente impegnativa. Dobbiamo mettere il nostro impegno, la nostra cultura, la nostra esperienza, il nostro consenso, il nostro amore per questo meraviglioso mondo che ci vede protagonisti insieme all'altra professionalità. Diciamo che ci sono varietà resilienti e altre varietà che sono molto meno resilienti. In Francia hanno portato uno studio che si chiama Progetto PIM, che praticamente è portato avanti da 400 ricercatori, una cosa colossale. E l'obiettivo è verificare nei diversi ambienti, anche nei dipartimenti non piccoli come la Bretagna e la Lombardia, le caratteristiche delle diverse varietà e il loro grado di resilienza, quindi la loro capacità di resistere agli stress climatici e anche tecnologici, chiaramente, e hanno introdotto per questo una serie di varietà. Il Sahara, per esempio, al sud della Francia è già coltivato da Georgitico della Grecia, Sinabaro della Grecia pure, poi l'Albarigno della Galizia e il Fiano, per esempio, ma poi andranno a verificare delle 26.000 varietà presenti al mondo, quelle che potrebbero essere interessanti, anche se magari dimenticate, poste in un angolo, varietà icona, eccetera.